Sfida importantissima in chiave salvezza, quella che va in scena alla sesta giornata del girone di ritorno del campionato di eccellenza. La Voltrese, maglia giallo-blu, ospita il Rivasamba in maglia arancio-nera. In classifica il Rivasamba supera di un punto la Voltrese. Dopo 6 minuti occasione per la Voltrese, traversone di Boggiano, Raffo smanaccia e in aria nessuno ci prova. 19esimo, espulsione diretta per Provenzano del Rivasamba. Valentini di La Spezia estrae il rosso su segnalazione dell'assistente. Ospiti in 10 uomini. Passano 5 minuti e i giallo-blu partono all'attacco e creano 2 buone occasioni. In entrambe c'è la firma di Angius. Nella prima, servito da Calautti, parte in velocità ma conclude troppo a lato. Nella seconda, il pallone sfiora il palo. Palo sfiorato anche da Velati, che sfrutta un calcio di punizione per mirare dritto in porta. Continua il pressing giallo-blu, 36esimo, lanciato in avanti da Calautti, Angius si porta in area. Tiro cross pericolosissimo del numero 7 che si risolve in un nulla di fatto. A reti inviolate si passa al secondo tempo con le immagini e il montaggio di Samuele Ragusa e la Voltrese parte subito forte. Perfetto lo scambio tra Boggiano e Limonta, ma il tentativo non va a buon fine. Sesto minuto, ancora una volta ci prova Angius, ma viene fermato da Raffo. I giallo-blu non mollano la presa e un minuto dopo sbloccano il risultato. Limonta trova la meritata rete con il prezioso contributo di Boggiano e Aloisio. Proteste della Voltrese al 58esimo, in area c'è un contrasto, ma Valentini di La Spezia decide di non concedere il rigore. Replay a cura di Samuele Ragusa per valutare la scelta. Il Rivasamba si mostra in avanti al 65esimo, ma l'incursione di Grasso viene fermata da Aloisio. 3 minuti dopo c'è un'ottima occasione per la Voltrese, ma Boggiano la spreca facendosi bloccare da Raffo. La partita si conclude 1-0. La Voltrese vince contro un Rivasamba mai entrato in partita e conquista 3 punti importanti per la salvezza.